Novas, settimanale di informazione della regione autonoma della Sardegna. Lotta alla peste suina, intervista al presidente Francesco Pigliaru, qualità nella legalità per lo sviluppo del settore suinicolo. Presentato a Bitti il piano di sviluppo rurale, aggregazione, strutturazione delle filiere e valorizzazione delle produzioni. Lingua sarda, i progetti e le risorse per scuola, sportelli, editoria e festival. Sardegna, terra d'accoglienza, storie di integrazione dall'Ottocento a oggi. Allevare in biosicurezza rispettando la tradizione e garantendo la salubrità delle carni è possibile. Un'azienda in regime di semibrado e già operativa da circa 15 anni a Talana è stata visitata qualche giorno fa dal presidente della regione Francesco Pigliaru nell'ambito degli incontri sul territorio volti a promuovere il progetto di eradicazione della peste suina africana in Sardegna. Presidente Pigliaru, il rispetto delle norme può andare di pari passo con la qualità delle produzioni? Si può tenere alta la qualità dei salumi che faremo e che si faranno, senza bisogno quindi rinunciare a componenti fondamentali della nostra tradizione, però mettendo in sicurezza i nostri allevamenti e il nostro settore suinicolo dal terribile rischio della peste suina che in 38 anni di fatto ha condannato il settore ad essere piccolo, appunto malato, incapace di creare benessere e lavoro per le zone interne. Dobbiamo assolutamente ribaltare questo destino, il destino può essere ribaltato con la nostra capacità di cooperare, portare verso la legalità tutti e avere non uno ma migliaia di allevamenti come questi che saranno la base di grande lavoro e di grande benessere. Legalità vuol dire sviluppo, legalità vuol dire occupazione, legalità vuol dire rispetto delle tradizioni e rispetto delle qualità e sicurezza degli alimenti. Esatto, le tradizioni dobbiamo rispettarle perché non possiamo poi metterci a fare dei prodotti dalla carne di maiale che siano uguali a quelli dell'Emilia Romagna o di altro. Abbiamo una specificità che è qualità e questa dobbiamo assolutamente preservarla, ma dobbiamo farlo nella legalità, perché se ci teniamo la qualità nell'illegalità, alla fine questo non creerà né lavoro né benessere. Quindi questo è ciò che dobbiamo fare. Abbiamo un esempio fantastico davanti a noi, la Spagna. La Spagna per 40 anni ha avuto la peste suina e il settore suinicolo era depresso, incapace davvero di creare ricchezza, assolutamente capace soltanto di... Era obbligato solo a importare la carne e non poteva esportare nemmeno, che so, un etto di prosciutto. Ora tutti sappiamo cos'è il pata negra, il fatto che ci sono dei prosciutti che hanno prezzi altissimi, che escono dalla Spagna e vanno in tutto il mondo. Il settore è diventato uno dei settori principali dello sviluppo del settore agroalimentare della Spagna, una grande storia di successo. Quella storia di successo ha alla base la sconfitta della peste suina, l'entrata nella legalità e l'appoggio dell'Unione Europea che può dare grandi sussidi nella transizione da una situazione depressa come quella attuale a quella di sviluppo che sono certo col contributo di tutti, con la capacità di dialogare, arriverà presto anche in Sardegna. Ultima battuta, allevare in legalità conviene agli allevatori e alla Sardegna? Io credo che convenga sia agli allevatori che poi alla Sardegna nel suo complesso. Agli allevatori perché da subito possono avere dei sussidi importanti, alla Sardegna perché questo vorrà dire avere un settore in grande crescita. È inutile parlare di zone interne, di sviluppo della Sardegna se non siamo pronti ad affrontare una trasformazione virtuosa nella legalità. Invece sono certo che lo faremo tutti insieme. Aggregazione, strutturazione delle filiere e valorizzazione della qualità agroalimentare. Sono alcuni degli obiettivi su cui l'assessorato dell'agricoltura lavorerà nei prossimi anni attraverso il nuovo programma di sviluppo rurale 2014-2020. 1 miliardo e 308 milioni di euro l'ammontare delle risorse cofinanziate da Unione Europea, Stato e Regione. Gli interventi del PSR sono suddivisi in 19 misure. La numero 4, dedicata agli investimenti in immobilizzazioni materiali per le aziende, con quasi 260 milioni di euro, è quella con la maggior dotazione finanziaria. A seguire, con 230 milioni, la misura 13 sulle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. La qualità delle produzioni non può fare a meno del benessere degli animali. Su questo la Regione ha stanziato 225 milioni e per la prima volta, oltre al comparto vino, ha inserito quello di suini, bovini da latte e da carne. Novità importanti anche sul versante della sburocratizzazione, con l'istituzione in via sperimentale sulle misure di investimento dei cosiddetti bandi a sportello.
Con la gestione delle domande a sportello scompaiono le graduatorie e tutta la fase preliminare, che prima durava circa 8 mesi e mezzo. Verrà ridotta quindi a un solo giorno, quello in cui verrà presentata la domanda. Novità anche sulla fase istruttoria, poiché l'amministrazione regionale dovrà dare responso positivo o negativo sui progetti entro circa 60 giorni. Per valorizzare e tutelare la lingua sarda, la Regione ha investito le risorse a disposizione soprattutto su scuola e sportelli linguistici, stanziando fondi integrativi crescenti a fronte di una diminuzione costante delle risorse statali previste dalla legge 482 del 99, che tutela le minoranze linguistiche. Si punta dunque sull'apprendimento da parte delle nuove generazioni e sul territorio, chiamato a fare rete con le istituzioni e le associazioni attraverso il lavoro degli sportelli linguistici. Questo tipo di investimento ha permesso di garantire i livelli occupazionali degli operatori che, impegnati da anni sul campo, hanno raggiunto una professionalità che la Regione intende sostenere e riconoscere. Nel 2015 la Regione ha stanziato 900.000 euro per l'insegnamento della lingua sarda nelle scuole, con 277 progetti e 131 istituti coinvolti, curati da 98 docenti, il 70% dei quali esterni. Mentre per garantire e potenziare il servizio degli sportelli linguistici nei 156 comuni interessati e permettere l'impiego di 70 esperti del settore, la Regione è intervenuta con un finanziamento di 500.000 euro, mentre 150.000 sono stati stanziati per lo sportello linguistico regionale. Altri 2.400.000 euro sono stati destinati a 5 emittenti televisive per la produzione e diffusione di progetti culturali in lingua sarda. 100.000 euro sono stati erogati alle radio. Per promuovere e sostenere l'uso della lingua anche in campo artistico, innovando nella tradizione, la Regione Sardegna nel novembre 2015 ha finanziato con 40.000 euro, ospitato a Cagliari in collaborazione con l'Agenzia regionale per la lingua friulana, il Suns Festival, kermesse musicale riconosciuta a livello europeo. Sardegna terra d'accoglienza? Per rispondere a questa domanda, anche in relazione alle cronache di questi giorni sulla fuga dei migranti verso l'Europa, occorre conoscere alcuni momenti significativi della storia dell'isola. Molti infatti sono stati gli esempi positivi di accoglienza e integrazione che hanno visto la nostra isola protagonista. La vicenda più rilevante si riferisce all'esodo delle popolazioni giuliane, accolte nel nostro territorio soprattutto con la firma, il 10 febbraio del 1947, del Trattato di pace dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Migliaia di istriani, fiumani e dalmati si rifugiarono in Italia, in particolare in Sardegna, per sfuggire alle persecuzioni di Tito e allo sterminio delle foibe. Le molte migliaia di profughi dalle terre di frontiera che raggiunsero l'isola grazie ad un complesso e altalenante progetto di accoglienza per riparare soprattutto a Fertilia, ma anche in altre aree della Sardegna, non hanno mai dimenticato. Agli inizi degli anni 60 anche Pula fu capofila di un progetto di accoglienza e integrazione nei confronti, in questo caso, della comunità tunisina estradata dallo Stato africano diventato indipendente con il presidente Bourguiba. In realtà si trattava per lo più di famiglie di origini siciliane che, grazie alla disponibilità dell'allora sindaco Francesco Fai e all'assessore regionale dell'agricoltura Cadeddu, ebbero la possibilità di sistemarsi nelle case costruite dall'ETFAS e lasciate libere dai primi assegnatari sardi nell'ambito della riforma agraria predisposta dalla regione. Così le famiglie Patti, Bilello, Pandolfo, Romeo, Lopinto e tante altre ancora si integrarono con i pulesi, specializzandosi soprattutto nella coltivazione dei vigneti. Nasce così la cantina sociale di Santa Margherita e con loro si aprì una nuova stagione di prosperità e progresso. E la storia in parte ripercorre i suoi passi e riporta alle radici comuni i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Non è un caso se alla fine dell'Ottocento si stampava a Cagliari un settimanale in lingua araba, El Mostaqbel, allegato alla testata Avvenire di Sardegna, fondata nel 1870 da Giovanni De Francesco. Andando a ritroso nel tempo, e il 1751, possiamo citare l'esempio di Montresta, dove vennero ospitate 22 famiglie greche provenienti dalla Corsica. Solo un anno prima, il Bey di Tunisi liberò 240 tabarchini dopo 9 anni di prigionia perché venissero trasferiti a Carloforte, come riporta il recente testo a Malagana, scritto da Pietro Soddu sulla storia dei piemontesi in Sardegna.